Appena che finì di fevelai a Saul, l'anime di Ionate si peà all'anime di David, e Ionate i volem ben tant che a se stes. Saul lo fase restà lì e non lo lasciò tornare di sopari. Ionate al fase un pat con David, stan che i voleva ben come a se stes. Ionate si diava la mantelina che aveva intorsi e gli a David, e anche la montura di vuere, comprendute la spade, l'arc e il cinturon. Ogni volta che al partive, pardut la che lo mandava Saul, David al vinceve e Saul lo mette in testa dai soldati. Aiere chialà di bonvoli di tutto il popolo e anche dai graduati di Saul. Tallor tornà in Daur, quanche David al tornadoglie, dopo di aver fatto fuori il Filisteo, lis feminis a escirin di tutti le città di Israele, denanda al re Saul, a chiantà e a balà coi tamburei, con scriu di ligrie, con sistris. Lis feminis balant a chiantavin. Saul alla fat fuori siei 1000 e David i siei 10.000. Saul si inrabbiace in cefin e la robe noi le iu par mai, al dice. A David i andats 10.000 e a mi dome 1000. Al manche dome cal diventi re. Ed in quel dì Saul al diventa gelos di David. Talindoman un spirit tris di Dio al plombà intor di Saul, cale fur di sé propi tinchiase so. David al sunave la citare compagni di che iatris diis e Saul al veve la lancia in man. Saul al bricà la solance e al berlà. Cumò o sfracai David tal mur, ma David arriva a schivalut doi viaz. Saul al vepore di David, parce che il Signor era con lui e al veve implantat Saul. Allora Saul lo parafur e lo mette a chiave di 1000, agli escive e agli entrave in teste dal popolo. Ogni volta che altacave, David aveva fortune e il Signor agli era de sobande. Viodint che i levin tutti li robi sabon fin, Saul aveva rivuar di lui, ma duc in Israele e in Giudea i volevin ben a David, che al partive e al tornave d'ognie sempre in testa dal popolo. Saul i dice a David, «Ve, me fie Merab, la prime, te doi a ti. Baste dome che tu sei disfuart e che tu seppi sbattiti pes ben palivueris dal Signor». Saul al pensave, «No puesh fallo furio, alla di morì par mans dai Filisteos». David i rispondue a Saul, «Cui soio io, e ceriunde aio, cese la famè di mio pari in Israele, che io puoi diventare ginar dal re?» Ma quando arriva il momento di dare a David la figlia di Saul, Merab, gli derin a Adriel di Mecole. Tal frattim, Mical, figlia di Saul, e perde il chiav da prov di David, e gli al contà a Saul, cal chiapà la roba in dolce. Al pensà, io gli doi, ma sarà per lui un tramai, e la manda ai Filisteos lo fruciarà. Saul gli dice 2 volte a David, «Vue tu diventarás mio ginar». Allora Saul urde ai suoi fameis chi stordin. Fevelait a David da scos e diseiti, «Il re ti ha agrat, e anche i suoi fameis ti volin ben. Devente dunque ginar dal re». I fameis di Saul i ripeterin chi sti speraulis tel sorelis a David, ma David u risponde, «U semei alune cagnere diventa ginar dal re? Io i soi dome un po' a romp, o salti fur di puareint». I fameis di Saul i contarin, David alla dit così e così. Saul u risponde, «O vei di così a David. Il re non l'ul savent di paiaments di sorte, pal maridac, ma l'ul 100 prepussis di Filisteos, parce che la disvindicassi dai nemici dal re». Saul al smichiave invece di facola David tes grinfis dei Filisteos. I fameis di Saul i rifererin a David che sti speraulis, e lui al chiatà che la robe a podeve là, trattansi di diventare ginar dal re. Non gli era neanche spirtato il tempo che David si preparava per campagne e al partì coi 6 oms.
al copà d'uginte filisteos e al portachiase i lor prepussis e ai contar re sulla muse per diventare soginar. Allora Saul ide Sofia e Mical. Saul al scugnir indissi che il Signore era con David e che Mical, figlia di Saul, i voleva ben. Allora Saul al venchimo plu i pore di David e quintri di lui i buli dentri un asse per duci dis de sovite. I sorestans dai filisteos affagiarin une campagne da ur che altre, ma ogni volta che attaccavin, David al vinceva più lui che no duci graduats di Saul, e la int aveva in duci cedi di lui.